15 giorni fa a Milano con un gruppo di colleghi siamo andati a vedere un film che vi consiglio, bellissimo, si chiama La mafia uccide solo l'estate. È un film meraviglioso perché è un film di mafia, è forse il più bel film di mafia che io abbia mai visto. È un film antiretorico, il protagonista è un bambino ed è un film che fa ridere dall'inizio alla fine, ma nello stesso tempo fa pensare. E alla presentazione ad elogiare tantissimo questo film di If per Francesco Di Liberto, e tra l'altro all'inizio ci sono i ringraziamenti, c'era grazie a Lirio Abate che è il collega dell'Espresso che è venuto a parlare con noi, che l'ha aiutato a fare la sceneggiatura dandogli una serie di chicche sui post mafiosi assolutamente bellissime che vi vedrete in questo film. Alla presentazione c'era Franco Roberti che è l'attuale procuratore nazionale antimafia, magistrato serissimo. Ha fatto un discorso che ha lasciato sbalordita l'uditorio dicendo: guardate che la mafia è il problema che viene dopo, ma il primo problema da combattere è il malaffare nell'edilizia e la corruzione, nel senso che l'organizzazione mafiosa arriva come estrema ratio a sparare, ad uccidere, a fare gli attentati, a bruciare i camion e le ruspe. La prima strada maestra che cerca è quella di prenderli con le buone, chi ha potere, i politici. Quindi la strada maestra per l'ingresso della mafia in territorio è la corruzione. Il settore in cui la corruzione è più alta è in tutta Italia l'edilizia, il mercato sconcio delle aree edificabili. A questo punto abbiamo invitato Paolo Pressadri, che è un giornalista di notevole spessore, con cui una volta aveva anche dei bellissimi capelli lunghi, e con cui abbiamo fatto insieme sull'Espresso un'inchiesta giornalistica mettendoci a sommare le colate di cemento che c'erano state in giro sul lago di Garda, che si è diviso in province comuni, andava a sommare, e abbiamo fatto questo pezzo che qualcuno forse ricorderà, era il lago di Garda di cemento, e in un momento in cui di speculazione edilizia non ne parlava nessuno. Di quell'articolo lì io sono proprio orgoglioso, era un articolo scritto col cuore, poi il risultato come sempre lo giudicano i lettori, però veramente era come se ci fosse il nostro sangue in quell'articolo. E anche l'altro, quello sul vento. E poi anche quello su Motor City, eccetera. E Paolo Pressadri a questo punto, lui è proprio molto informato sulla realtà veneta, più di me che sono gravito su Milano, e è arrivato a conoscenza una serie di informazioni privilegiate, una serie di informazioni in esclusiva su un'inchiesta di cui tutti stiamo aspettando il futuro voto, condotta dall'eroica Benemerita del Carabinieri, e che riguarda infiltrazioni mafiose a Verona, nella provincia di Verona, con forti contatti con la politica. Vi chiederei, nei limiti della non prenderci querele e di quello che si può dire senza rovinare le indagini, di dare qualche anticipazione sul quadro pazzesco che sta venendo fuori. Io rimango seduto perché forse vedo meglio i miei appunti, ma io non ho mai avuto tante rogne come per questa inchiesta, ma davvero, cioè qualche inchiesta l'abbiamo fatta io e Paolo, abbiamo parlato di qualche bello scoop, insomma, però questa volta è pazzesco, cioè le rogne che sono venute fuori, gli intralci, le discussioni. Io ho scritto solo 6-7 articoli sulla 'ndrangheta a Verona. Il fenomeno nasce tutto proprio dal dibattito che c'è stato a Verona, organizzato dal PD un paio di settimane fa. A un certo punto raccontai la storia della 'ndrangheta a Verona e dissi che era venuto un killer per intimidire dalla Germania, chiamata della 'ndrangheta. Dovete sapere che la 'ndrangheta in Germania ha delle infiltrazioni notevolissime. Quando c'è stata l'unificazione si comprava in mezze città, cioè quelle della DDR, ad esempio della Germania dell'Est, andava e prendeva, aveva i soldi in abbondanza, andava e prendeva quartieri interi. Pensate che l'Apoli nel Padrino parla tedesco, avevo scritto sull'Espresso, erano 2 rapporti segreti dei servizi segreti, appunto. Lì si parlava di 1500-2000 pizzerie in mano all''ndrangheta, di moneta che girava e che addirittura marciva perché non riuscivano a rivestirla, cioè delle cifre incredibili. E dissi questa frase che era venuto un killer che doveva regolare alcuni
alcuni conti a Verona, è ripartito perché il tema della 'ndrangheta è talmente caldo che nessuno poteva far nulla. Tosi fece una bellissima cosa il giorno dopo, prese un giubbotto antiproiettile, lo indossò dicendo c'è un killer che gira e quindi devo tutelarmi, prendendo per i fondelli. Forse Tosi ha letto l'articolo che scrissi alcuni tempo fa, prendo dopo, sulla nuova frontiera dei casalesi, si chiama Nord-Est. Questi casalesi, in alcuni casi, in molti casi, erano la famosa inchiesta Aspide di Padova, questi andavano agli imprenditori che erano rimasti senza soldi, gli dicevano ti presto tot soldi, dopo poco triplicavano, diventavano una fonte incredibile e questi non riuscivano più a farsi pagare. E sapete cosa ha fatto uno di questi? Negli atti c'è anche questo, le intimidazioni. Allora uno di questi personaggi ha massacrato di botte un uomo che aveva quasi 80 anni, perché questi erano i famosi killer, quelli che dovevano andare in giro. E sapete cosa ha fatto? Ha chiamato il padre, l'ha messo lì, le ha messo le manette e ha preso la pistola sul figlio e ha detto se non mi dai i soldi io gli sparo. Con questi modi loro intervengono e l'hanno fatto con tutti. In Trentino ad esempio sono andati a un imprenditore che non riusciva più a pagare, gli hanno preso 2 alberghi e sono andati a Rovigo in un sottoscala con un notaio compiacente a firmare la cessione. A Padova gli hanno requisito decine e decine di appartamenti. Un imprenditore racconta a un certo punto che sono arrivati in questa sede dell'Aspide e c'era un tavolo bello grande, c'era tutto pieno di denaro. Questi non hanno paura di dire. E sapete come facevano? Mandavano la mozzarella di bufala per fare capire che se non pagavano passavano dall'altra parte. Ecco perché non bisogna scherzare su queste cose. A Verona cosa è successo nella sostanza? È successo che Verona è diventata di fatto un centro finanziario importantissimo, forse il più importante del nord-est, anche in modo industriale. E dove ci sono soldi, ci sono appetiti, dove c'è speculazione, è arrivata anche la 'ndrangheta. Non è arrivata oggi, è arrivata da molto tempo, perché il percorso, Paolo se te lo ricorda, l'avevamo già trovato nei vari articoli, fatti singoli. Però qua sono arrivati a un livello politico molto alto. Pensate che la Commissione antimafia dice che la prima infiltrazione della mafia sostanzialmente avviene attraverso il voto elettorale, cioè vengono loro a offrirsi. Si fanno amici, dice ma io ho 3.000-4.000 voti, li vuoi? E altri, sì, e lì cominciano i rapporti. Ed è successo questo anche a Verona. Cioè in sostanza ci sono state alcune cene, pranzi, cene, con alcuni politici, con 4 politici. Le foto ci sono, le indagini stanno andando in questa direzione e questi sono passati sostanzialmente da un approccio solo ti do il voto, perché loro dovevano eleggere un assessore, dovevano eleggere un politico, meglio dire, perché è meglio rimanere ancora molto sul vago. E a un certo punto questi si sono andati avanti perché non è più possibile. Prego? Sì, i nomi non li faccio perché c'è un'inchiesta in corso, anzi sono 2 le inchieste in corso, una ordinaria a Verona per penale e l'altra della DDA di Venezia, quindi alcune cose non si possono dire. Quando sarà opportuno le diremo, anche perché finora abbiamo detto tantissime cose. Abbiamo detto che una società come la Soveco, che ha preso 1 miliardo sostanzialmente di lavori pubblici, dietro a questa ditta ci sarebbe niente di meno che Nino Papalia. Nino Papalia è stato condannato a 6 anni, quasi 6 anni sostanzialmente, perché era in possesso di armi e di bombe. Allora Repubblica titolò le bombe dell''ndrangheta e della mafia vengono confezionate nel veronese e fu condannato. Lui arrivò fino al 2006, la condanna finì nel 2006, lui era uno insomma che non aveva grande ruolo interno.
A un certo punto cosa succede? Lui nel 2006 va in Romania e in Romania fa investimenti per centinaia di milioni di euro, si è comprato una raffineria. Questo in Italia ha dichiarato il primo reddito 22.000 euro, ha messo in piedi, credo adesso non le contate tutte, credo 38 o 40 società, ha una ditta edile che ristruttura interi palazzi. Dietro questo nome ovviamente lui sembra che sia un prestanome, anche lui, di qualcuno più grande di lui. Si dice infatti che le cosche vincenti e le cosche calabresi nel veronese siano legate ai Piromallo, che è la cosca vincente di Gioia Tauro. Ecco, dietro Papalia appunto ci sarebbe perché finché le indagini non sono concluse, ci sarebbe questi traffici che c'è stata una commistione fra politica sostanzialmente e malavita. Questi politici sono andati alla cena, sapevano chi si trovavano davanti? Questo non lo so. Io ho avuto modo di parlare con questo super testimone che ha confessato, è diventato un collaboratore di giustizia. Prima che lo diventasse, 3 mesi fa, l'ho intervistato e lui mi ha raccontato come avvenivano le cose, come avvenivano dentro di loro facevano le cene, ovviamente ci doveva essere un ricambio, perché questo era: io ti do il voto ma tu mi dai qualcosa. E sono state 4 cene con questi 4 politici, 4-5, adesso non ricordo più il numero esattamente, dovrei riguardare. E come venivano le cose, venivano anche le minacce, cioè, anche che fra di loro non è che ne andassero molto d'accordo, cioè si minacciavano a vicenda anche, quindi sostanzialmente c'era questo substrato di gente che se la faceva con la politica. Voi dovete pensare che tutto è avvenuto sostanzialmente nel 2012 con le elezioni comunali. Poco dopo le elezioni comunali c'è stata la gara delle 1000 miglia. Questi personaggi sono saliti col pass del comune sulla Gran Guardia sopra per vedere la gara, privilegiati fra i privilegiati, per capire il potere che avevano. Questi fanno affari con le società comunali, lavorano con gli appalti grossi delle ferrovie, sono dentro a meccanismi incredibili. Ecco, e poi oggi è stato confermato Zaninelli, giusto? All'azienda di trasporto. Noi abbiamo 2 casi, cioè questo Zaninelli che è stato ritirato a giudizio per la vicenda di Parentopoli, cioè è stato confermato adesso, e poi c'è un assessore, insomma, che abbiamo qua le carte. Qua c'è una denuncia, 2 denunce per violenza sessuale da parte di un assessore. Sono state ritirate, la ragazza ha in parte ritrattato, ha solo in parte ritrattato per ritirare la denuncia. Tuttavia, come si fa a nominare uno che è in corso un procedimento penale, che è stato rinviato a giudizio, un altro che siede in consiglio comunale che ha questo tipo di accuse, comunque è stato accusato di questo tipo di vicende? Come si può dare un senso etico alla politica e continuare a amministrare così? Forse è arrivato il momento di dire stop, basta, perché il livello di infiltrazioni è un livello altissimo. Sembrava che Milano fosse la capitale dove si erano insediati i clan, ma la verità è che nel Veneto e a Verona sono arrivati a uno stato. Per fortuna di seri magistrati bravissimi sono arrivati e hanno cominciato a guardare le carte e a voler capire.
non solo, dietro a questo ci sono anche i carabinieri, ad esempio. Io sono stato interrogato un paio di volte, mi hanno chiesto, ero appena arrivato dall'estero, appena andato a fare qualche giorno di ferie e sono stato prelevato da loro proprio per raccontare alcune cose che avvenivano, che avevo in mano, quei documenti con cui eravamo usciti 5-6 volte sul Fatto Quotidiano. E anche loro ammettevano che la situazione è insomma così e le indagini stanno andando avanti. Quindi la cosa che io spero è che si arrivi ben presto alla conclusione delle indagini, che si verificano i fatti, se quelli che noi abbiamo raccontato sono veri, e finora non siamo stati mai smentiti, e finora da queste vicende, da questi articoli non abbiamo mai ricevuto una querela, finora, speriamo di riceverla domani, e quindi la cosa è che bisogna continuare a essere molto vigili, cioè non è solo la magistratura che può fare questo compito, i carabinieri o la polizia o gli inquirenti. Credo che tutte le persone debbano essere in grado di rifiutarsi, di dire basta con questa vicenda, perché se ne siamo pieni, non ce ne siamo accorti, quando ci siamo accorti era troppo tardi, e quindi adesso bisogna correre ai ripari, e bisogna farlo tutti, e deve aumentare la sensibilità della gente, perché non è possibile che le infiltrazioni arrivino a questo livello, perché dove ci sono soldi, dove c'è speculazione soprattutto edilizia, loro arrivano immancabilmente, perché hanno soldi, perché le ditte non riescono a farsi dare i soldi, i prestiti dalle banche, e loro si infilano, non hanno paura di nulla. Quindi la cosa che credo la riunione di stasera è importante, come è stata quella di Verona, come sarà quella di unire le forze di tutti, dai giornalisti, ai magistrati, alla gente, in modo tale da denunciare le infiltrazioni, che sia ora di finirla, che l'economia va avanti se non è corrotta da questa barca che si gira, che va malamente, se ne esce solo grazie a una pulizia profonda dal mondo imprenditoriale al mondo politico, anche tra i giornalisti forse probabilmente. Comunque questo bisogna fare, altrimenti saremo sempre pieni e non ce la caveremo. Grazie.